Il GP di Agrigento, Micaela Raimondo, chiede incidente probatorio su richiesta del procuratore della Repubblica Di Leo sul crollo avvenuto nella nuova sede universitaria di Via Atenea, ex ospedale. Operazione della squadra mobile allicata nel quartiere Bronx, numerose le perquisizioni fatte. La Guardia di Finanza di Palermo sequestra un notevole quantitativo di droga durante una perquisizione in auto. Continuano gli incendi ad Agrigento, nella zona della Mosella, oltre 50 ettari in fumo. La Regione potrà modificare le aliquote di alcuni tributi statali, deduzioni e detrazioni, ad affermarlo l'assessore all'economia Dagnino. Stanziati 3 milioni di euro per le borse di dottorato e ricerca di alta formazione artistica musicale, pubblicato il bando dall'assessore all'istruzione Turano. Un giovane di Naro, Alberto Tosto, nominato responsabile organizzativo di Forza Italia per la provincia di Milano. Volantinaggio di Roberta Lala di Italia Viva contro i rincari del governo Meloni. La centrale operativa della SEOS di Agrigento si aggiudica un premio internazionale Status Gold per l'eccellenza nell'assistenza preospedaliera. Buongiorno, benvenuto con l'appuntamento di TV Notizie di oggi 17 luglio giovedì. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, accogliendo la richiesta del procuratore Giovanni Di Leo e del sostituto Annalisa Failla, ha disposto l'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul crollo avvenuto all'interno del cantiere per la realizzazione della nuova sede universitaria in via Atenea. Il servizio. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, accogliendo la richiesta del procuratore Giovanni Di Leo e del sostituto Annalisa Failla, ha disposto l'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul crollo avvenuto all'interno del cantiere per la realizzazione della nuova sede universitaria in via Atenea. Si tratta di accertamenti irripetibili per stabilire la causa del cedimento del muro di cinta. Il prossimo 23 luglio verrà affidato previo giuramento l'incarico all'ingegnere Vincenzo Ragusa. Il perito dovrà in particolare accertare le cause del cedimento con riferimento a eventuali condotte di negligenza, imprudenza o imperizia nell'esecuzione dei lavori da parte dei soggetti intervenuti alla progettazione, esecuzione di lavori di ristrutturazione, come scrive il giornale online Grandangolo. L'ingegnere Ragusa dovrà inoltre individuare e stabilire eventuali interventi immediati da eseguire per scongiurare ulteriori crolli, porzioni dell'immobile e le relative modalità operative con la relativa redazione del progetto di messa in sicurezza. Nell'inchiesta ci sono 9 indagati, come è noto da tempo. Tra questi compare il nome del rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri, 63 anni. Gli altri indagati, tra tecnici e progettisti e imprenditori, sono Rosario Lopiccolo di Palermo, Michele Carruba di Erice, Edoardo Solito di Putignano in provincia di Bari, Andrea Milano di Porto Empedocle, Giovanni Pisano di Palermo, residente ad Agrigento, Pietro Agnello di Agrigento, Sergio Cusin di Candelo, provincia di Biella, Martino Solito di Martina Franca in provincia di Bari. Per tutte le ipotesi di reato individuate dalla Procura sono crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, delitti colposi in danno in concorso. È un atto dovuto per consentire di esercitare il diritto alla difesa e partecipare agli esami irripetibili. 5 invece le persone offese tra i proprietari delle strutture ricettive delle abitazioni che sono state evacuate in seguito al crollo: Giovanni Svettini, Alessandro Maltana, Vanessa Di Rosa, Adriana e Teresa Gallo Ingrao, residenti con attività imprenditoriali in vicolo Ospedale dei Cavalieri di Malta e Salita Madonna degli Angeli ad Agrigento. L'inchiesta, coordinata dal PM Annalisa Failla, è stata eseguita sul campo dai Carabinieri di Agrigento. Al centro dell'attività investigativa le normative sulla sicurezza del lavoro in relazione agli scavi sottostanti l'edificio. Il cedimento si è verificato all'inizio del mese di maggio, nel tardo pomeriggio, accompagnato da un forte boato che ha messo in allarme residenti, commercianti e persone che si trovavano nel salotto buono della città. Soltanto il caso e un'allerta meteo arancione diffusa quel giorno dal Comune hanno evitato conseguenze ben peggiori di quelle poi effettivamente verificatesi.
Ed è in corso, sin dalle prime luci della mattinata, un'operazione della squadra mobile di Agrigento a Licata, nel quartiere popolare denominato Bronx, dove sono in corso numerose perquisizioni, ma anche nel centro di Canicattì. Da questa mattina un elicottero della Polizia di Stato sorvola Licata, mentre gli agenti della mobile, della scientifica e dell'unità cinofile stanno mettendo a segno più ispezioni in abitazioni, garage e autovetture nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA di Palermo. Si cercano armi e droga, appare scontato, ma mancano le conferme istituzionali al momento che possono scattare degli arresti non solo in flagranza di reato, ma anche in esecuzione di misure cautelari. Il quartiere denominato Bronx è ritenuto, secondo quanto già emerso dall'inchiesta Ibris dalla squadra mobile, la base operativa di un traffico di sostanze stupefacenti. E i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 70 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata in un'autovettura posta a controllo a Palermo. Il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 70 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata in un'autovettura sottoposta a controllo a Palermo nelle scorse settimane nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio effettuato lungo le strade che conducono al capoluogo. Una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, dopo aver fermato un veicolo, procedeva all'identificazione di 4 soggetti a bordo, di cui 2 gravati da precedenti specifici che, mostrandosi da subito particolarmente agitati, fornivano dichiarazioni contrastanti circa la destinazione e i motivi del viaggio. Pertanto i militari, effettuando una approfondita attività di controllo e perquisizione del mezzo, rinvenivano all'interno di 2 trolley da viaggio un borsone numero 11 involucre avvolti in buste di celofan trasparente contenenti 691 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di oltre 70 kg. La droga, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 500.000 euro. I corrieri, tutti di origine romana, sono stati condotti presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo a disposizione della Procura della Repubblica, che ha successivamente convalidato l'arresto disponendo la custodia in carcere. L'odierna attività testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, che è la primaria fonte di finanziamento della criminalità organizzata. Si evidenzia che, in attesa del giudizio definitivo, trova ovviamente applicazione per tutti gli indagati il principio della presunzione di innocenza. Oltre 50 ettari di terreno in fumo, 4 abitazioni evacuate, 3 casolari distrutti, così come altrettanti automobili, e il bilancio di uno spaventoso incendio che si è verificato in contrada San Pietro, nelle campagne tra Agrigento e Favara, nella zona Mosella. Le fiamme sarebbero partite da un cumulo di sterpaglie posizionato in un fondo agricolo alimentate dal vento che ha soffiato nelle scorse ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il corpo forestale e i carabinieri della compagnia di Agrigento e i militari dell'Arma, coordinati dalla Procura, hanno avviato le indagini per accertare le cause del maxi rogo. Non è escluso che dietro l'incendio possa esserci la mano di qualche piromane. Già la settimana scorsa nella stessa zona si erano verificati 2 incendi nei pressi della strada della Scrittori, zona della Mosella, con notevoli disagi per gli automobilisti con il blocco della strada. Sorpreso al ticcio alla guida di un'autovettura, gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 25enne di Favara. Il giovane deve rispondere dell'ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Alla guida del mezzo è stato fermato a un posto di controllo dei poliziotti nel territorio agrigentino. Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, a pochi giorni dalle commemorazioni della strage di Via D'Amelio, dove 33 anni fa persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta,
Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuri, Walter Cosina e Claudio Traina, continua a invocare verità e giustizia. Salvatore Borsellino è convinto che dietro le stragi vi sia un unico filo conduttore ancora non identificato. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Sono passati 33 anni. Sono passati 33 anni e purtroppo ancora non abbiamo né verità né giustizia. E io in questi giorni di memoria voglio soprattutto fare notare questo, che la strage di Via D'Amelio non è una strage isolata, ma fa parte di una serie di stragi che hanno insanguinato il nostro paese e che avevano lo scopo precipuo di cambiare l'equilibrio politico del nostro paese. Questo è quello che voglio fare in questa manifestazione, e poi dare voce a quei giovani che sono stati ingannati, manganellati e ingannati anticipando addirittura il momento del silenzio per l'anniversario della strage di Capaci. Voglio dare voce soprattutto a questi ragazzi e poi a nessun altro se non familiari di vittime di mafia e associazioni di familiari di vittime di mafia. Non ci sarà posto per altri in Via D'Amelio. Presenza politica, Via D'Amelio è una strada pubblica e qualcuno può anche venire, però come libero cittadino, non come istituzione. Se dovesse venire qualche istituzione, quelle istituzioni che ad oggi non ci hanno dato né verità né giustizia, noi alzeremo l'agenda rossa, ci volteremo e gli daremo le spalle. Questa sarà la nostra accoglienza e niente altro. Da quello che è stato scritto, e vuole isolare la strage di Via D'Amelio da altre stragi, considerando solo quella strage, mentre quella strage è intimamente legata alle altre stragi, soprattutto alla strage di Capaci, alla strage di Via Georgofili e alla strage di Via Palestra, e quindi isolarla dalle altre stragi è un vero e proprio depistaggio istituzionale. Oggi, in questi giorni, stanno venendo alla luce, attraverso il mio avvocato e la GIP Luparello a Caltanissetta, per questo ho rigettato la richiesta di archiviazione delle indagini che era stata fatta sui mandanti esterni della strage. Ha trovato il mio avvocato un documento nella quale si dimostra che Paolo in quei giorni si stava occupando delle rivelazioni del pentito collaboratore di giustizia Lo Cicero, il quale parlava di presenza dell'eversione nera a Palermo. È quello di cui è la partecipazione della versione nera alla strage di Capaci, è quello su cui si dovrebbero indirizzare le indagini e da cui invece la Commissione per l'antimafia cerca di allontanare la visibilità, addebitando il motivo della strage di D'Amelio a un fantomatico dossier mafia appalti, del quale magari Paolo si stava occupando in qualche maniera, che però non avrebbe mai giustificato l'improvvisa accelerazione di quella strage. E grazie alle nuove norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, la Regione potrà finalmente modificare le aliquote di alcuni tributi statali, nonché prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni applicabili esclusivamente nel proprio territorio. Lo afferma l'assessore regionale all'economia Alessandro Dagnino. Sentiamo una dichiarazione dell'assessore regionale Dagnino. L'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che modifica le norme di attuazione dello Statuto regionale in materia finanziaria è una grande novità per i siciliani, una novità attesa da oltre 80 anni. Viene finalmente data attuazione alla cosiddetta fiscalità di sviluppo, finalizzata a rimuovere le differenze economiche e sociali che separano, che distinguono la nostra isola dalle parti più sviluppate del paese. Potremo fare finalmente due cose che prima non ci erano concesse. La prima, introdurre delle variazioni delle aliquote sui tributi statali per i quali la legge statale ne prevede la possibilità. Potremo variare le aliquote entro il tetto massimo fissato dalla legge statale, ma anche ridurle fino ad azzerarle. Quindi potremo introdurre delle agevolazioni, delle modifiche del livello di tassazione limitate alla nostra terra. Inoltre potremo introdurre delle deduzioni e delle detrazioni specifiche per il nostro territorio, applicabili solo in Sicilia e non anche nelle altre parti d'Italia.
Inoltre, altra cosa di grande importanza, potremo concedere incentivi e contributi da riconoscersi non mediante erogazione finanziaria da parte della Regione, ma mediante compensazione con i redditi fiscali delle imprese e delle persone residenti in Sicilia. Oltre 38 milioni di euro sono stati impegnati dall'assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico nei mesi di giugno e luglio 2025. Anche quest'anno, con l'approssimarsi delle ferie estive, ha dichiarato l'assessore Nuccio Albano, abbiamo deciso di impegnare la somma di 2 mesi per evitare così possibili rallentamenti nell'erogazione dei servizi. Il nostro obiettivo è stare vicino alle persone più fragili e vulnerabili, offrendo un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in situazioni di particolare bisogno. Le risorse finanziarie, afferma l'assessore Albano, provengono dal Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza e saranno destinati alle ASP siciliane sulla base della comunicazione del numero delle persone colpite da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di giugno 2025 risultano oltre 15.000. E la Regione siciliana ha stanziato 3 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 per le borse di dottorato di ricerca in alta formazione artistica, musicale e coreutica nell'anno accademico 25-26, il nostro servizio. La Regione siciliana ha stanziato 3 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 per le borse di studio di dottorato in ricerca di alta formazione artistica, musicale e coreutica nell'anno accademico 25-26. È stata pubblicata dall'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale la seconda finestra dell'avviso 17 del 2024 che complessivamente in Sicilia destinano 6 milioni e 90.000 euro alle borse regionali di dottorato AFAM per il biennio accademico 24-25 e 25-26. L'avviso è rivolto all'Accademia di Belle Arti e ai conservatori con sede in Sicilia. Con la riforma voluta dal Governo nazionale e dal Ministro per l'Università e la Ricerca, afferma l'assessore all'istruzione professionale della Regione siciliana Mimmo Turano, lo scorso anno sono stati introdotti i dottorati di ricerca AFAM, come già avviene per le università, e con l'avviso 17 li abbiamo finanziati per la prima volta. Il governo Schifani, afferma Turano, sta lavorando per incrementare le opportunità di accesso all'alta formazione anche nelle discipline artistiche, musicali e coreutiche e diamo anche ai laureati all'Accademia e ai conservatori la possibilità di accedere ai percorsi di dottorato. Questa misura, aggiunge Turano, rappresenta uno strumento di crescita economica e culturale in quanto incentiva la ricerca, l'innovazione e in particolare l'uso dell'intelligenza artificiale, e anche in questo settore puntiamo allo sviluppo di nuove conoscenze con l'obiettivo di arricchire il nostro patrimonio artistico e creativo. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro le ore 23:59 del 26 agosto, corredate dalla documentazione indicata dall'avviso tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del Dipartimento istruzione@certemail regionesicilia.it. Alberto Tosto, un giovane di Naro, guiderà Forza Italia Giovani in Lombardia. Ha ricevuto la nomina di responsabile dell'organizzazione di Forza Italia in provincia di Agrigento per i giovani da parte di Luca Vassallo, coordinatore di Forza Italia Giovani in provincia di Milano. Alberto Tosto è figlio della geriatra di Naro Gera Destro, attuale consigliere comunale di Forza Italia a Naro. Il servizio. Alberto Tosto, un giovane di Naro, guiderà Forza Italia Giovani in Lombardia. Alberto Tosto si trova a Milano per motivi di lavoro. Egli ha ricevuto la nomina di responsabile dell'organizzazione di Forza Italia Giovani in provincia di Milano da parte di Luca Vassallo, coordinatore di Forza Italia Giovani. Il coordinatore dei giovani forzisti della provincia di Milano, dopo aver provveduto alla nomina del nuovo responsabile organizzativo, si dice certo che Alberto Tosto svolgerà con impegno e passione questo incarico, dando un nuovo slancio alle attività del movimento giovanile.
con iniziative e progetti che coinvolgono tanti giovani, militanti ed eletti per rafforzare il partito di Berlusconi con rinnovate energie ed entusiasmo. Alberto Tosto è figlio della geriatra di Naro Gera Destro, molto noto nel paese per la sua attività professionale e per il suo impegno sociale, oltre che per essere stata negli anni '80 la prima donna consigliere assessore comunale di Naro, dove l'anno scorso è ritornata a coprire la carica di consigliere comunale e attuale capogruppo. È figlio d'arte dunque il neoresponsabile dell'organizzazione di Forza Italia Giovani in provincia di Milano. Sicuramente anche lui riuscirà a ottenere brillanti risultati in politica e non solo. Per adesso inizierà col profondere l'energia e l'entusiasmo che lo hanno contraddistinto nel percorso progettuale e operativo dei giovani forzisti nell'Interland provinciale e del capoluogo lombardo. Intanto ufficialmente il consigliere comunale Gera Destro aderisce al partito di Forza Italia al Consiglio Comunale di Naro con riferimento all'onorevole Riccardo Gallo. Un volantinaggio è stato fatto ieri sera da Roberta Lala di Italia Viva al Viale della Vittoria contro i rincari del governo Meloni. Sentiamo la stessa Roberta Lala di Italia Viva. Roberta Lala oggi impegnata in questo volantinaggio per denunciare le manchevolezze del governo Meloni? Più che altro denunciare notevoli rincari ai quali non sussegue nessuna presa di posizione per le classi più deboli. Penso che tutti andiamo a fare la spesa e tutti ci siamo accorti dei rincari, però a questi rincari non seguono gli aumenti delle pensioni, non seguono gli aumenti degli stipendi. Una politica che sta tagliando anche la rateizzazione del bollo auto. Siamo tutti in difficoltà, quindi 1000 giorni del governo Meloni, non una riforma verso le classi più disagiate. Oggi anche chi ha uno stipendio, soprattutto nelle grandi città, non riesce a vivere. Le mense della Caritas sono piene di persone che hanno uno stipendio con il quale non riescono ad arrivare a fine mese, non possono pagare l'affitto, il condominio, la luce, il gas e farsi la spesa. Quindi chiediamo delle riforme serie che servono soprattutto a sostenere le classi più svantaggiate. E si svolgerà il 19 luglio, sabato, il 26° anniversario della fondazione del Parco Letterario Luigi Pirandello al Cerchio del Caos, con inizio alle ore 19, previsti diversi interventi culturali e artistici. Sentiamo il presidente Dino Barone. Giorno 19, il 26° anniversario della costituzione del Parco Letterario Luigi Pirandello al Caos, con un interessante convegno. Ce ne parla l'ingegnere Barone. Sì, una tavola rotonda alle 19:30, quindi sull'imbrunire, perché il caldo eccessivo di questi giorni non consente la presenza dei viaggiatori e dei visitatori e di chiunque vuole celebrare questa importantissima data, che per noi è stato l'inizio ufficiale di un percorso di trasformazione della città. Questa trasformazione che è ancora in corso e che chissà quanto durerà, perché è una trasformazione basata sulla programmazione negoziata e quindi sulla collaborazione fra pubblico e privato. Noi rappresentiamo il privato, noi rappresentiamo il pubblico nella misura in cui è stata la Comunità Europea a premiare il nostro progetto, che sta rimasto al terzo posto su 238 proposte progettuali. Certamente il nome Pirandello si reggeva, però è stato il lavoro di circa 20 persone, cittadini argentini e non, anche di Palermo, tecnici, ingegneri, architetti, geologi, studiosi, il dottor Di Vuolo di Palermo, incaricato dalla provincia regionale di Agrigento, che ha dato un grande lustro al suo progetto, al nostro progetto con il Cerchio, l'associazione del Cerchio, facendolo ragguagliare a posti veramente tali da avere un premio che è consistito non tanto in denaro, ma nell'avere le possibilità e delle prerogative che ancora abbiamo e che molti ancora ad Agrigento non capiscono, non per cattiveria o per cosa, perché ancora non si riesce a capire la differenza fra prerogativa e invece privilegio. Noi non siamo privilegiati, noi abbiamo le prerogative che ci ha dato la Comunità Europea e la Regione.
la regione siciliana, che è il coordinatore di questo accordo di programma, questa legge regionale, che ci consente per esempio di travalicare i permessi, le autorizzazioni. Oggi si sente parlare di autorizzazioni, certo devono essere tutte cose in regola secondo i principi urbanistici, i principi commerciali, ma le sentenze TAR, caro sindaco, si devono rispettare. Cara dottoressa del Agrigento 2025, devono rispettarsi di tutte le cose che la regione fa, anche ora, le ultime cose che gli ha imposto a lei il presidente Schifani. Ma lei è come se non sentisse, non rispettasse una cosa sola: la lettura e la risposta alle PEC. Avete ogni PEC 32 giorni, dopodiché ricorrete in un reato penale, lo ripeto, penale, dottoressa. Si guardi bene, perché noi non stiamo fermi e questa cosa non ne sopportiamo più. La Procura di Palermo ha chiesto l'archiviazione dell'omicidio del piccolo Claudio Domino, di 11 anni, avvenuto la sera dell'11 ottobre del 1986. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. E la sera del 7 ottobre 1986, una manciata di minuti alle 21. Una moto di grossa cilindrata, probabilmente una Kawasaki, arriva all'altezza del civico 24 di via Giovanni Fattori, Rione San Lorenzo. Qualcuno, con su un casco integrale, estrae una pistola semiautomatica calibro 7.65 ed esplode un colpo secco, un colpo sparato da 5, forse 10 metri di distanza. Il proiettile raggiunge al viso Claudio Domino. Un omicidio allo stato destinato però a restare senza colpevoli. L'ultima parola spetta al giudice per le indagini preliminari. Il procuratore aggiunto Marzia Sabella e il sostituto Giovanni Antoci hanno scandagliato la vicenda partendo dalla richiesta di nuove indagini avanzata dai genitori del piccolo Claudio, il padre Antonino e la madre Graziella Accetta. È diventata una palude dove compaiono fantasmi e agenti dei servizi segreti deviati. I PM hanno comunque ricostruito pezzi di verità finora inediti e potrebbero sempre servire un giorno per arrivare magari ad una svolta investigativa che al momento non c'è. Ehi tu, vieni qua, dice il killer a Claudio prima di fare fuoco. L'amichetto corre ad avvisare parenti che gestiscono una cartolibreria lì vicino e frastornato, nulla sa dire dell'assassino. Il 26 ottobre del 1986 sul cellulare del padre di Claudio arriva una telefonata, risponde la sorella. Un uomo mai identificato dice di conoscere sia il responsabile dell'omicidio, una persona del quartiere palermitano San Lorenzo, sia il motivo legato al padre. La prima pista si concentra così sull'impresa di pulizia di Domino. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. I poliziotti ipotizzano che casualmente il piccolo Claudio, qualche giorno prima del delitto, ha sollevato la saracinesca di un locale di proprietà di Salvatore Graffagnino. L'uomo gestisce un bar che i poliziotti perquisiscono. Dentro un cassetto del bancone chiuso a chiave trovano 50 cartucce calibro 7.65 e 26 cartucce calibro 38 Special marca Fiocchi, che però non risultano compatibili con il bossolo dell'omicidio Domino. I poliziotti controllano anche la polleria che Graffagnino gestisce in piazza San Lorenzo, un villino a Villa Grazia di Carini. I cani fiutano tracce di droga. Alcuni familiari notano delle anomalie. Graffagnino non può non aver sentito il colpo di pistola perché si trovava davanti al bar quando avvenne il delitto. Qualcuno ricorda pure che l'uomo è andato all'ospedale dove si sono radunati i parenti di Claudio. Doveva andare così. So che tu non hai fatto niente, avrebbe detto al padre della vittima. Il 5 dicembre dell'86 Salvatore Graffagnino viene assassinato. Stessa sorte toccherà il 21 novembre del 91 al figlio Giuseppe e al nipote Gabriele. Una sentenza ormai irrevocabile. Nella motivazione c'è scritto che Salvatore Graffagnino fu ucciso perché ritenuto responsabile dell'uccisione del piccolo Claudio. Con ragionevole certezza si parlò della necessità de Graffagnino di mettere definitivamente a tacere il minore, in quanto possibile testimone scomodo che avrebbe potuto mettere a repentaglio i traffici di droga e conseguentemente la loro libertà personale.
Nel corso della nuova indagine è stata acquisita una vecchia registrazione delle dichiarazioni rese da Giovanni Lardo al tenente colonnello Michele Riccio. Il Lardo era un capomafia della provincia di Caltanissetta che per 1 anno e mezzo fece il confidente, poi il 10 maggio del 96 l'ammazzarono sotto casa a Catania. Il Lardo disse di aver saputo che l'omicidio Domino era stato commesso dai servizi segreti e poi addebitato a Cosa Nostra. In particolare qualcuno aveva visto che a premere il grilletto era stato uno che aveva la faccia da mostro. Era un chiaro riferimento a Giovanni Aiello, poliziotto dei misteri oggi deceduto. Apprendiamo questi dettagli da Live Sicilia. Il Lardo è sempre stato ritenuto credibile. Bisogna capire se lo fosse anche chi aveva messo in circolazione la voce su Aiello. Il risultato è che la procura ritiene di non aver raggiunto una verità sull'omicidio del piccolo Claudio. La famiglia Domino, assistita dall'avvocato Antonio Ingroia, che prima di fare l'avvocato da PM a Palermo seguiva le indagini per mafia, potrebbe comunque opporsi alla richiesta di archiviazione. Linea alla regia per la pubblicità. A Patti, nel Messinese, un imprenditore di 51 anni muore in un incidente stradale con la sua moto. I colleghi di Messina. Ancora un tragico incidente nel Messinese. A poche ore dalla tragedia di Barcellona Pozzo di Gotto, dove hanno perso la vita 2 ragazzi di 17 anni, si è verificato un altro incidente mortale nell'area industriale di Patti, all'incrocio con la strada Patti-San Piero Patti. Anche in questo caso la vittima viaggiava a bordo di una moto. Lo scontro, ancora in fase di accertamento, è avvenuto tra un furgoncino e una moto. Sul posto sono intervenuti la polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. La vittima, un centauro di 51 anni, è imprenditore. Purtroppo non ce l'ha fatta, nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Questa strada, nel corso degli anni, è stata teatro di diversi incidenti. Il sinistro si è verificato intorno alle 17 di ieri. La comunità pattese si stringe intorno al dolore per un'altra perdita sull'asfalto, questa volta nei pressi dell'area industriale. Il conducente del furgone coinvolto, proveniente da un paese montano vicino, è stato già sottoposto agli accertamenti di rito. I mezzi e la salma sono stati posti sotto sequestro su disposizione del magistrato di turno. E la centrale operativa 118 di Agrigento, Caltanissetta ed Enna si aggiudica il premio internazionale Status Gold per l'eccellenza nell'assistenza ospedaliera nei casi di ictus. A conferire al SEOS 118 il prestigioso riconoscimento per i risultati raggiunti nel primo trimestre 25 sono Angel ed Eusem. Questo premio ci onora e motiva, commenta Giuseppe Misuraca, direttore della centrale operativa 118 di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, del frutto di un lavoro di squadra, di aggiornamento continuo e di attenzione costante alla vita dei pazienti. Siamo fieri di contribuire a migliorare l'assistenza ictus nella nostra comunità, anche in un contesto operativo complesso come quello nostro. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che è tutto per l'edizione di oggi. I programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televide Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.